Allora, il potere delle parole, una di queste è senz'altro criminalità. Ne parliamo con il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Buongiorno Jacopo. Buongiorno a voi. Allora, insomma, abbiamo cominciato da Belluno, Valbelluna, adesso stiamo salendo un po' alla volta o rimane tutto circoscritto lì nella vostra area, ma davvero preoccupanti i fatti di cronaca, eh? Ieri poi l'assalto ai 2 orefici, insomma, c'è veramente di Sì, cui preoccuparsi, eh? sicuramente non è mai un fatto piacevole. Quella di ieri era, insomma, da quello che si vede, era una cosa fatta peraltro da professionisti, no? Che Sì, sapevano evidentemente che arrivavano dei rappresentanti da Vicenza a quell'ora, insomma, quindi una cosa probabilmente molto ben studiata e molto ben strutturata. Detto questo, ovviamente maggiori sono le vie di accesso e quindi di fuga di una zona e maggiori probabilità ci sono che ci siano atti di criminalità. Quindi più si sale, diciamo, nella nostra provincia, più basso è il rischio, perché è una persona che deve scappare insomma da Lozzo di Cadore a qualche difficoltà in più che non a fuggire da Feltre certo. oppure da Belluno. Quindi questa è la motivazione principale. C'è da dire però che secondo me esiste la possibilità di fare un salto di qualità rispetto alla questione della criminalità. A Belluno il sistema di cui abbiamo parlato più volte anche Sì, in certo, anche trasmissione, qua. il sistema che abbiamo installato e su cui abbiamo fatto anche degli investimenti piuttosto corposi, non solo con le telecamere ad alta definizione, ma anche col sistema delle cosiddette targhe, leggi targa intelligenti, è un sistema che dà dei frutti notevoli. Belluno ha avuto 2 anni fa, se non sbaglio, non ricordo se era l'anno scorso, 2 anni fa, ha avuto 2 rapine e in entrambi i casi i responsabili sono stati individuati. Quindi grazie a questo sistema recentemente abbiamo avuto alcuni furti in città, probabilmente di persone che non sapevano di questo sistema particolarmente sofisticato, e anche questi sono stati presi tutti. Quindi un sistema di videosorveglianza, premetto che io non sono un entusiasta della videosorveglianza dappertutto, io sono anche uno a cui piace la privacy, insomma, no? La tranquillità, il fatto di non dover essere perennemente visibile, ma diciamo che un sistema di videosorveglianza efficace, quando io sono arrivato Belluno aveva 6 telecamere, adesso ne abbiamo oltre 30, fra cui appunto le leggi targa intelligenti che non esistevano. Ecco, un sistema di videosorveglianza efficace, devo dire che alcuni risultati li produce sul piano pratico, cioè quindi proprio si vedono alcuni risultati notevoli. Ovvio che il sistema deve essere, se avessimo da investire un mare di soldi, potremmo fare un sistema sofisticatissimo fino alla fine, invece in poco tempo, invece dobbiamo costruirlo un po' anno per anno. Adesso siamo arrivati a buon punto, per cui adesso abbiamo sostanzialmente chiuso gli accessi alla città. Sì. La cosa che si potrebbe fare adesso, secondo me, e quindi il passaggio successivo, è che anche altri comuni, penso appunto alla Valbelluna, ma non soltanto alla Valbelluna, Ponte nelle Alpi per esempio è in una posizione assolutamente strategica, ma non c'è solo Ponte nelle Alpi, ci sono vari altri comuni, lo stesso Feltre, Lentiai, eccetera. Ecco, si potrebbero anche loro dotarsi all'interno di un progetto unico, e io lunedì, quando ci sarà il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica a cui parteciperò, farò questa proposta. Potremmo fare un progetto unico per l'intera Valbelluna, che mette in sicurezza quindi anche la parte alta della provincia, di videosorveglianza strutturata e tecnologicamente avanzata con le leggi targa intelligenti, collegati alla centrale operativa del comune di Belluno, che come sai è poi collegata a sua volta con la centrale operativa del 113 e del 112, cioè le centrali operative 113 e 112 prendono le immagini del comune di Belluno e le utilizzano per fare le ricerche e per fare tutto quello che è necessario effettuare. Poi tra qualche settimana, come sai, a Belluno parte il nuovo modulo software più avanzato, che non solo rintraccia le targhe, le segue, insomma stabilisce dove sono passate le macchine eccetera, ma che avvisa in tempo reale se un'automobile è stata rubata o meno. Quindi se uno passa sotto una, è importantissimo, se un'automobile rubata passa sotto una di queste telecamere, automaticamente il sistema avvisa in tempo reale tutte le forze dell'ordine, per cui la prima pattuglia che è in zona può intercettare questa auto, questo mezzo rubato. Immagina ovviamente che
gran parte dei crimini vengono commessi a bordo di mezzi rubati. Sì. I criminali non vanno con le loro macchine a fare furti, i criminali veri di solito rubano un'auto, vanno a fare il colpo e poi abbandonano l'auto da qualche parte. Immaginate di poterli intercettare a Belluno prima che loro arrivino nella città di Belluno. Grazie Quindi a questa è la grande, è un enorme veramente salto in avanti. Sì. Allora quello che io vorrei proporre è: noi ci siamo dotati di questo sistema, abbiamo fatto investimenti ingenti, Belluno ovviamente è in una posizione piuttosto strategica per le varie arterie stradali, credo che dobbiamo partire con un progetto unico della Val Belluna, ma credo che in prospettiva si potrebbe anche pensare a un bel progetto che coinvolga tutta la provincia, Anche per cioè me. Sì. Gli accessi alla provincia di Belluno, chiuderli tutti con i leggi targa automatici, tutti collegati alla centrale di Belluno, così che qualunque delinquente che entri in provincia di Belluno, primo, venga intercettato se il suo mezzo è rubato, secondo, se viene commesso qualche crimine, ci sia la possibilità di effettuare tutti i controlli per verificare da dove è arrivato, dove, da che parte se n'è andato, a quale ora e a quale minuto, in modo tale che si possa favorire le indagini. Sì, anche per mettere un po' in tranquillità, perché la gente comincia effettivamente a preoccuparsi. Ma non c'è dubbio, nel senso che l'Italia da un certo punto di vista è cambiata molto, no? nel corso degli anni, ma non soltanto l'Italia, tutti i paesi, per cui c'è questa, poi probabilmente anche nei periodi di crisi è ancora più facile, no? Che ci siano persone che delinquono, insomma, quindi. E poi abbiamo tanti altri problemi, secondo me, insomma, che vanno risolti e che incidono negativamente sul problema della criminalità. Però, ripeto, ci sono alcune cose che possiamo fare subito, insomma, senza grandi difficoltà. Poi su questo credo che sia opportuno a questo punto che leghiamo il secondo tema relativo alla sicurezza, la soppressione della prefettura, che comporta la soppressione della questura di Belluno, e anche i vigili del fuoco. È la cosa più stupida e intempestiva che si possa fare, come dimostra quello che è successo adesso. Quindi immaginate che dovete immaginare questo: lunedì io sono in prefettura a Belluno col questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il prefetto, altri sindaci delle zone colpite, per stabilire insieme come fronteggiare questa emergenza, no? Come organizzarci tutti insieme. Immaginate che questa pianificazione non ci sia più, perché la pianificazione vada fatta a Treviso insieme anche al sindaco di Conegliano, al sindaco di Preganziol e non so quanti altri sindaci del Trevigiano, e che dobbiamo pianificare un piano di sicurezza che va da Conegliano fino a Sappada. Cioè, capite che diventa estremamente complicato gestire la sicurezza in questo modo. E io non sono un conservatore che è sempre contro a qualunque progetto di riforma, cioè io dico che se dobbiamo efficientare lo Stato, ridurre alcune spese che possono essere tutto sommato ridotte con efficientamenti, con riorganizzazioni, io sono il primo che dice va bene, facciamole, le faccio anch'io in Comune di Belluno tutti i giorni, insomma, no, i processi di efficientamento. Dico però che devono essere ovviamente studiati gli effetti sul territorio e debbono essere effettuate quelle revisioni, quegli efficientamenti che sono compatibili con il territorio. Questo è il punto centrale e quindi bisogna che rivediamo anche questa decisione. Su questo il governo deve fare marcia indietro. Io mi sono sentito con il sindaco di Sondrio che ha un problema identico, insomma, a quello di Belluno, e ci siamo sentiti e abbiamo detto i nostri territori interamente montani di Sondrio e Belluno devono essere difesi. Lo Stato da tutte le parti scrive che Sondrio e Belluno sono particolari, speciali e uniche, e da un lato, e dall'altro ci toglie le prefetture. Insomma, così non può andare avanti. Anche perché, insomma, perdiamo quella bellissima idea appunto di riferimento, no? Che ci ha sempre accompagnato, una provincia sicura, una provincia dove la criminalità non c'è, dove si possono ancora lasciare le chiavi sulla porta e via dicendo. Non è proprio più così ormai, Certo. Perdiamo anche questa bella immagine che ci ha sempre accompagnato. Senti, Sindaco, volevo chiederti anche un'altra cosa. Allora, ho letto sui quotidiani che c'era un po', avevi un po' di concittadini arrabbiati per il rumore, perché è diventato un po' insopportabile la situazione, soprattutto in centro storico, no? Per un po' di balordi che fanno chiasso magari il weekend. È così?
Ma guarda, diciamo, allora, innanzitutto sì, anch'io ho letto, poi purtroppo c'è la cattiva abitudine, che è abbastanza sospetta se vogliamo, di mandare alla stampa informazioni rispetto a diffide che sono state fatte al sindaco, eccetera, 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 quando al sindaco ancora non hanno mandato niente, che è una cosa abbastanza spiacevole, perché poi dopo chiamano i giornalisti, tu devi commentare, io non so cosa commentare perché non ho mai visto le lettere che hanno inviato. Adesso siamo riusciti finalmente a recuperarne una copia, gli abbiamo dato un'occhiata rapidamente, non abbiamo neanche letto tutto, ma insomma si tratta, leggevo sui giornali che sembrava che ci fosse una folla inferocita, alla fine sono 12 persone che hanno scritto questa diffida, alcune delle quali sono marito e moglie, quindi sono in termini nucleo familiari sono meno di 12 ovviamente, e vengono, non ho capito quale sia il problema, penso che parlino della musica, pare che parlino della musica nei locali, che è stata regolamentata, e devo dire, quando qualcuno ha sbagliato, ha sforato i volumi, sforato con i tempi, sono sempre stati sanzionati, vengono sanzionati, hanno avuto delle sanzioni anche piuttosto pesanti, c'è stato un locale per esempio che a causa del rumore addirittura gli è stato limitato l'orario di apertura, per cui alle 22 doveva chiudere, punto e basta, quindi è stato, insomma, che sono provvedimenti così duri che comportano di fatto la chiusura dell'attività, per essere molto chiari in grandi casi, quindi non è che non si stia dietro a questa problematica. C'è invece un'altra problematica, ma non è legata a questo, e su questo non si riesce, non c'è verso di spiegarlo ai residenti inteso a queste poche persone che scrivono, ed è la problematica delle abitudini che hanno i ragazzini, non solo a Belluno ma in tutte le città, basta guardare, se sfogliate i giornali sulle pagine non locali, ma quelle per esempio anche solo del Veneto, vedrete che il problema c'è dappertutto. I ragazzi, in particolar modo i minorenni, arrivano con gli zaini pieni di birre, di vodka, di superalcolici, si piazzano in qualche angolino della città, si bevono queste bottiglie, lasciano le bottiglie in giro, poi si sentono male, vomitano, vanno a urinare sui portoni delle case perché sono ubriachi. Ecco, e questo è il vero grande problema, che non è un problema però, vedi, quando viene fatta una diffida al sindaco dicendo che il sindaco deve intervenire perché c'è questa situazione è il frutto della educazione che i genitori danno ai figli. Dobbiamo partire da questo presupposto, da questo punto di vista, per cercare di trovare quella che è la soluzione. Però se parli con i genitori difficilmente ti danno ragione. Dico solo che fra i questo è, fra i firmatari c'è anche chi in passato era un noto writer che faceva le scritte sui muri, per dire, insomma, no? Cioè ci sono queste cose che andrebbero forse un po' risistemate. Ci sono delle persone che purtroppo difendono a spada tratta i figli anche quando fanno delle cose per le quali io personalmente avrei preso una bella pedata nel sedere, no? Da mio padre non me l'avrebbe certamente fatta passare liscia. Qui ci sono dei casi in cui abbiamo beccato dei ragazzini, abbiamo chiamato i genitori, in alcuni casi i genitori correttamente si sono molto arrabbiati, abbiamo stabilito insieme di mandarli a pulire, li abbiamo fatto pulire, li abbiamo fatto sistemare, insomma, li abbiamo fatto capire il valore, no, il valore, il peso, il valore che ha il gesto stupido. Ma ce ne sono altri con i quali purtroppo non si riesce a ragionare, quindi genitori che difendono a spada tratta i figli dicendo è una ragazzata, ma la sommatoria di varie ragazzate fanno sì che molto spesso ci sia del degrado nei centri storici, e si approfittano del fatto che in questo momento nessun comune è in grado di mandare fuori i turni di notte. Per mandare fuori i turni di notte ci vogliono soldi. Bisogna avere gli agenti armati, cosa che il Comune di Belluno non ha, ci vogliono soldi per pagare i turni notturni, cosa che il Comune di Belluno non può fare, anche nelle città più grandi stanno togliendo i turni di notte perché nessuno è più in grado di pagarli, e la polizia e i carabinieri correttamente dicono sì, noi volentieri diamo un'occhiata, passiamo, siamo sempre in giro, ma noi ci occupiamo più, no, dei furti e delle rapine piuttosto che non del ragazzino ubriaco che beve una birra sui gradini di una casa, anche perché in alcuni casi è vietato, in altri casi non è neppure vietato, insomma, per essere molto chiari. Allora qui c'è un problema proprio culturale alla base. Siamo andati a controllare anche i locali per verificare se davano alcolici ai minori,
Non è così, i locali tendenzialmente si comportano in modo corretto. Quindi se li comprano al supermercato? Noi abbiamo fatto dei controlli insieme, polizia locale, tutti in borghese ovviamente, polizia locale con la Guardia di Finanza, e abbiamo trovato che nella maggior parte dei casi era tutto a posto, non nella maggior parte dei casi, scusa, in tutti i casi si erano comportati in modo corretto. Arrivano invece, abbiamo guardato a proposito di videosorveglianza, abbiamo cercato di capire con la videosorveglianza cosa succede, arrivano con queste birre, queste cose negli zaini. Abbiamo fatto allora dei controlli nei supermercati per capire quale fosse la situazione. Nei supermercati tendenzialmente non danno alcolici ai minori, sono alcolici che vengono acquistati da qualche ragazzino maggiorenne. Sì. Esatto, basta avere un amico di 18 anni, va, lui piglia 2 casse di birre e poi dopo tu non puoi non dargliele. Certo. E loro, certo, non puoi non dargliele, oppure in molti casi ci hanno detto che sono stati i genitori a darglieli, dicendo bevi responsabilmente, ti do le birre, prenditele, ma mi raccomando fai il bravo. Ecco, però non so se questo una fiducia mal riposta. Non sono un esperto pedagogista, ma penso che bisognerebbe forse fare un approfondimento rispetto a questo. Allora, noi siamo partiti adesso con un progetto molto, come si può dire, anche pesante, insomma, particolarmente importante. Siamo praticamente partiti con stiamo partendo con una serie di progetti nelle scuole, nei quali affrontiamo il tema del degrado, del bere in giro, del lasciare schifezze, dello sporcare la città, che io credo che sia questo il vero succo del discorso, anche dei problemi che segnalano gli i residenti, certo. gli schiamazzi, eccetera. E quindi partiamo con una serie di progetti, ma non andando a imporre dentro le scuole il punto di vista noioso degli adulti ai ragazzi. No, facendo lavorare i ragazzi stessi su progetti che loro stesso creano a favore invece del contenimento del degrado e della pulizia della scuola. Quindi facciamo un progetto, per questo dico piuttosto grosso, perché è impegnativo, è bello, è pesante, quindi sono gli stessi ragazzi che lavoreranno sulla consapevolezza dei danni che creano, sui costi che generano il loro comportamento e quindi anche sul trovare le soluzioni a queste problematiche. Quindi ci sarà da un lato questo e dall'altro partiremo con i cosiddetti educatori di strada, che sono una figura un po' innovativa che hanno usato in alcune città in modo sperimentale e che ha prodotto anche ottimi risultati, che sono degli educatori, quindi dei professionisti, che girano nelle serate in cui c'è particolare movimento in città e avvicinano i gruppi dei ragazzi invitandoli a divertirsi pure, ma a divertirsi in modo adeguato e corretto, facendo notare i loro comportamenti in modo molto amichevole, quindi non con un'imposizione esterna che non funziona, bensì con una modalità corretta. Anche perché abbiamo sperimentato che quando abbiamo fatto le multe hanno l'effetto che magari il papà si arrabbia, oppure addirittura spesso il papà viene a protestare dal sindaco perché il figlio ha preso una multa perché aveva buttato delle bottiglie di birra per terra. Ma più che altro abbiamo, ahimè, visto quello che tutti sanno, e che quando un ragazzo giovane gli fai la multa e non lo prendi purtroppo per il verso giusto, poi con senso di sfida la volta dopo lo fa ancora di più di prima. Questo l'abbiamo osservato proprio, ma basta andare a vedere chi si occupa di questa materia, basta che faccia una ricerca su internet per scoprire che il sistema della multa è il sistema perfetto per innescare ancora di più il senso di rivalsa da parte dei giovani. Purtroppo i giovani vanno presi in modo corretto, ma è un problema pedagogico, insomma, ecco, un problema certo che deve essere affrontato in modo scientificamente corretto. Di questo progetto parleremo ancora, se sei d'accordo, perché lo trovo tra l'altro anche da copiare. Quindi, sì, penso che sarà una sperimentazione molto particolare, molto innovativa. In Italia non credo che abbia molti pari, insomma. Ecco, però, scusami, solo per tornare all'argomento iniziale, attenzione, perché non è che quando c'è un concerto intendo dire qualcuno che suona dal vivo in un locale, noi abbiamo più degrado degli altri giorni, e d'altronde le immagini delle telecamere spiegano perfettamente che i ragazzi, che ci sia un concerto in un locale o che non ci sia, si trovano comunque fuori con il loro zainetto con le birre dentro, quindi non cambia niente, non è questo il punto centrale, del degrado. Grazie Jacopo, grazie tante, a venerdì prossimo.